Sor l'invasor de sa limba sarda antica sun trese, su Logudoresu, su Nugoresu e su Campidanesu. Custas tres limbasa han conservau in su tempus s'originalidade soro che in s'abbaiulare meda sas influenzias de sas atteras populaciones de conquistadores. Medas studioso non aran chi sa limba sarda appicau dai su latinu e pusti sappa baiulau carchi mudadura dai sar diversas populaciones che aian conquistau e governau s'isola. Atteror diverso di studioso, a su contrario, studiando menzus e fundandesi supra archeologia, sostenin che galumeda indennanti desa formazione dell'imperu romano vivit una civiltade ante nuraghese, che repet una limba faveddata paleosarda, gai comente ischi chi bessere tistada cussa paleoispanica, cussa paleoberbera e cussa paleobarcanica. Su Logudoresu, faveddau in sala de supra de sa Sardigna mutia Logudoro. Su numene forse s'arriba da un'antica popolazione arrivata in Sisula in su Neolitico da esala bassa de sa Franza o forse arriba da una paragola greca bizantina che riconosciata su distretto de Torres. Su Nugoresu es considerau dai sos espertos sa limba chi prur de sas atteras ha mantesu sa sua arcaicidade e originalidade, posta a confronto chi su barbaricinu, l'invaso de sas atteras bidas a cursu, chi s'assimizza un paco a su Logudoresu e a su Campidanesu. Su Campidanesu e sa limba chi è sa prur faveddata in Sardigna, grazie a sa mannesa de sos terrinos chi anda dai su centru a sala bassa desisola, e pure a sa gente chi vi vivete, chi è sa medade de sa popolazione sarda. Tocca di annotare che sa limba campidanesa, prosa posizione geografica sua, di attare baiulau colonizzazione de diversas civilidades prur de sos latinos. Tocca di ammentare però che oggi è bisogno finza satero l'invasor mutioso, l'invasor minorese, che viene da esa muffittiasa de politica e de commercio, succedias in Sardegna intro esos annor 1000 e 1700. Su Bainzinu o Tattaresu, chi tresina timpare sarbiddar de Tattari, chi in Porto Torres, Sorso e Casteddusardo. Grazie a sas congregar fattar da esorzudis sardoso, pare che in sa Repubblica Marinara de Pisa e Genova, sa Sardigna viti stata liberata da esos attaccor de guerra de sor musulmanos. Tutto questo in su secolo de su undici, intro de su rennu de sor Giudizer de Torres. Hai abbattiu gente di commercio pisana e genovesa e stare in Sardegna. Questa gente fi diventata gai importante e gai meda intro della politica di su rennu, tanto che ia timbastardiu sull'invaso sardo e sas tradiziones che in su pisano e su zenovesu. Su Gadduresu, che er faveddau in sala arte orientale della Sardegna, è risultata una casta di sull'invaso della Corsica de Basso. A Sabine des annu 1200 si vi formà un rennu de Sardigna e Corsica, in sa famosa bidda de Terranova, Olbia, che è addau zittasa a sa gente corsicana benne ringaddura. Su Catalanu, è meta diffuso in sa bidda del Ghero pro un fatto di storia meda importante e incisivu pro su faveddu soro. Predu quartu su cerimoniosu re de sa Sardigna e de sa Corsica, in sos primos annor de su 1300, appusti de sos schimentor fattor de sa gente algheresa contra sor governadores, chi poi non fi serviu a nulla, ha deciso de imbolare a fora de sa bidda totus os biddaios algheresos, facendo entrare in bidda gente de Spagna de Bassu, de sas Isolas Baleares e de carchi biddaiu sardu vidau pro sa corona de Aragona. Su Tabarchinu, faveddau in s'isola de Santu Predu e de Santu Antiocu.
Questa lingua viti stata importata in sa metà des anni 1700 da gente coraddaior desa Liguria. A pustir de aere biviu, una paia de seculos in s'isola tunisina de Tabarca, promore de su peggioramento de sos contos chi sa popolazione de sos arabos e de su mancamento de sos coraddos, aian appiu su permissu de Carlo Emanuele III de Savoia de stare in sarduas isolas sardas, belle che gente, de sa zona de su sulcis iglesiente de Oie. Su numene de Carloforte, de sa vidda de Oie, des isola de Santu Predu, di attessere dedicau a su re piemontesu.